di motori, e beh, allora sapete benissimo che donne e motori, eccetera eccetera eccetera. Quindi parliamo di donne. Terza uscita in abito elegante. Cara giuria, attenzione, attenzione, perché il criterio per la votazione questa volta è il portamento ed eleganza delle concorrenti anche nella scelta dell'abito, quindi dovete essere molto ma molto attenti. Quindi facciamo uscire le nostre ragazze in serpentone, prego! Attenzione giuria, attenzione pubblico, facciamo sfilare la numero 1, Jessica Dunder, 16 anni, prego. Beatrice Nannan, 16 anni pure lei, giovanissime.
di Veronica Fure con 17 anni. Sono rimasto zitto, così la giuria non l'abbiamo scomposta ovviamente, quindi hanno avuto il tempo per dare il proprio giudizio. C'è una sfilata show by Caterina Moda prima della finale, della proclamazione di Miss Pio e delle 6 fasce ovviamente. Leggo un po' di presentazione del negozio Caterina Moda. È un negozio che offre 2 diverse proposte: la moda donna e lo sport per uomo e donna, e dal prossimo inverno fra l'altro anche per il bambino. La cosa che entusiasma di più è realizzare ovviamente il desiderio dei clienti di Caterina Moda, cercando il capo perfetto per le loro esigenze, per il loro modo di essere. Quindi lasciamo le nostre modelle sfilare sul palcoscenico di Piazza Falcone Borsellino. Fra l'altro devo dire che c'è insieme a loro anche la bellissima Elisa Terreno, che vi abbiamo presentato all'inizio del concorso, nonché Miss Blue Mare 2016. Prego, accogliamole con un forte applauso.
vorrei chiamare con me le nostre ragazze per darvi notizie, info, come si dice ora, sulle fasciate di questa sera. Prego, vai la musica e prego le nostre ragazze. Ho la mia busta con i punteggi, vi diamo anche i punteggi questa sera. Allora partiamo dalla... sono tutte belle, l'ha detto anche Sergio, io sarei per un pari merito per tutte. Voi cosa dite, pubblico? Siete d'accordo? Però sapete, qua c'è sempre un po' di pepe, anche sale se vogliamo, quindi c'è sempre un po' di agonismo come nello sport, si corre per vincere, insomma, dai. Allora, sesta classificata, fascia Miss Preziosa 2017, World Partner l'oreficeria Alessandro Faccin di Schio premia il titolare signor Alessandro Faccin, se è ancora qui con noi, oppure qualcun altro, oppure la madrina Elisa Terreno. Allora, sesta classificata è la numero 9 Alessia Peron. Quinta classificata, fascia Miss Volto 2017, è World Partner il negozio Ottica Metro di Torre Bellicino e Caldogno. Non so se ci sia la titolare signora Monica oppure no, c'è Carlotta, quindi bene. Quinta classificata, numero e silenzio 4 Maria Busellato. Quarta classificata, fascia Miss Fashion 2017, World Partner il negozio Caterina Moda di Monte di Mavo, premia ovviamente la titolare signora Caterina Zaruso, che già abbiamo conosciuto. Quarta classificata, Ucci è la numero 8 Anna Giorgia Canazza. Terza classificata, fascia Miss No Mas Bello 2017, Premier Partner i negozi No Mas Bello di Schio e Tiene, premiano le titolari Maria Grazia Barone e Angelica Mitrovic. Vince un gioiello offerto da Torino Pasetti di Valdagno, un buono per trattamenti estetici offerto da No Mas Bello. Terza classificata è la numero 2 Beatrice Dallan. Classificata, fascia Miss Vittoria Assicurazioni 2017, Premier Partner Vittoria Assicurazioni, agenzia di Schio e Corneto Vicentino, premia la cotitolare signora Anna Zerbato, vince un gioiello offerto da Ottorino Pasetti di Valdagno. Numero 2, quindi seconda classificata è la numero 6 Nicole Cogo.
Schio 2017. La numero 10. Allora vince la fascia di Miss Schio 2017. Intanto diciamo Best Partner la scuderia PSG Rally, premia il presidente Giovanni Ossato assieme a Sergio Secondin. Vince una coroncina offerta da Studio Immagine, un gioiello offerto da Ottorino Pasetti di Valdagno e l'ingaggio come madrina per il Rally Città di Schio. Abbiamo parlato prima del 22 e 23 luglio. Quindi c'è una musica, non so, tipo Dario Argento. No. Volete farla voi? Facciamo beh, tutti quanti però, altrimenti che gioco è? Dai, che poi andate al mare e fate quello che non dovete fare qui a casa, dai. La numero 10, Veronica Furegon, con un peso di 2406 kg. Di questa 11ª edizione di Miss Schio. Bene, io spero che sia stata una serata piacevole per tutti voi, pubblico, giuria, sponsor eccetera, insomma noi abbiamo provato a dare una palestra a queste ragazze per mettere in mostra la loro bellezza, quindi vi ringraziamo per essere stati presenti. Come sempre io chiudo dicendo: se siete stati bene ditelo anche agli altri. Ciao, buona serata.